In Repubblica Ceca il caro vita provocato dalla guerra ucraina minaccia due certezze dei cittadini, la birra e la casa. In Ungheria la nuova legge sull'aborto voluta da Orban provoca drammatiche discussioni all'interno della società. Un gruppo di profughe ucraine in Lettonia per sopravvivere ha aperto un ristorante solidale nel centro di Riga. Superare uniti le frontiere. Gorizia e Nova Gorica nel 2025 saranno insieme capitale europea della cultura. L'artista bosniaca Adela Jusic nelle sue installazioni racconta la tragedia del padre francotiratore a Sarajevo. È una conseguenza, bizzarra ma vera, della guerra in Ucraina. La birra ceca, nota in tutto il mondo per costare meno dell'acqua al ristorante, non è più così economica. L'aumento dei prezzi dell'energia, ma anche delle materie prime come il luppolo, il malto e gli altri cereali, ha fatto crescere il prezzo del liquido dorato, un prodotto chiave per l'economia ceca. Nel centro di Praga sono preoccupati i gestori di birrerie. A causa dei rincari della birra si diffonde sempre più tra i giovani la tendenza a bere a casa, iniziata con il Covid, a discapito dei locali del centro. I grandi birrifici come Plzeňský Prazdroj, che produce la Pilsner Urquell, ci stanno aiutando con alcune tecnologie in grado di ottimizzare il nostro consumo di energia. Altrimenti non riusciremo ad andare avanti. I clienti stanno diminuendo, soprattutto tra i cittadini di Praga. Quello del prezzo della birra è solo uno degli aumenti che stanno cambiando la quotidianità della Repubblica Ceca e che in autunno sono stati al centro di alcune manifestazioni contro il governo, visto come il responsabile dell'inflazione. Sui rincari si è giocata anche buona parte della campagna elettorale per le presidenziali, il cui primo turno si è tenuto venerdì e sabato. Su base annua i prezzi al consumo sono aumentati di più del 16% in novembre. A trainare la salita i prezzi dell'energia, ma anche di cibo, abbigliamento e delle abitazioni. Proprio il capitolo delle abitazioni è uno dei più dolorosi. A Praga è diventato quasi impossibile comprare casa, tanto che negli ultimi anni sono più gli affitti stipulati che le vendite concluse. I prezzi degli appartamenti sono in continua salita a causa degli alti costi di costruzione e dei materiali edili. 6.000 euro al metro quadro il costo medio, con un incremento annuo di circa il 20%, con la differenza rispetto all'Italia che in Repubblica Ceca si vende al metro quadro netto calpestabile invece che al commerciale. Fino a prima pre-crisi, pre-conflitto con l'Ucraina, c'era una domanda molto alta, un mercato molto in fermento. Naturalmente, come in tutta l'Europa, in questi mesi di conflitti c'è stata una grossa flessione per quanto riguarda la vendita degli appartamenti. Prevediamo un calo circa del 40% in meno di unità abitative vendute nel 2022 rispetto al 2021. L'inflazione ha dato il colpo finale al sogno di comprare casa di molti cittadini. Ad aumentare sono stati anche i tassi di interesse dei mutui. Nel gennaio 2021 l'interesse medio di un mutuo era circa il 2%, oggi siamo circa al 6%. Inoltre, a fine anno 2021, la Banca Nazionale Ceca ha messo delle restrizioni, ha ristretto quelli che sono tutti i parametri per poter ottenere un mutuo per una famiglia normale, quindi oggi questo è molto complicato. I rincari hanno cambiato il volto della città di Praga. Se il centro rischia di restare senza molte delle sue storiche birrerie e dei suoi ristoranti, le periferie somigliano sempre più a un lungo cantiere, vista la lentezza della costruzione dei nuovi edifici. Il battito del cuore del feto, farlo ascoltare alla donna che lo ha in grembo ma che non lo desidera prima che lei possa decidere se proseguire o meno la gravidanza. È quanto prevede il nuovo decreto che il governo di Viktor Orban ha emanato nella sua Ungheria e che di fatto irrigidisce la legge sul diritto all'aborto in vigore dal 92. La novità, introdotta in autunno, non è passata sotto silenzio, numerose le proteste nelle piazze della capitale.
Cristina, 30 anni, ci mostra con orgoglio cartelloni, bandiere e manifesti nella sede dell'Associazione in difesa dei diritti delle donne Patent. È sociologa Cristina, specializzata in gender studies, disciplina che ha studiato ad Amsterdam, poiché a Budapest da qualche anno questo percorso di studi è stato abolito. Siamo stati felici di vedere uomini, donne, giovani e meno giovani. La società ungherese ha preso una posizione, tanto che secondo un recente sondaggio il 70% della popolazione pensa che il nuovo provvedimento sia sbagliato. Abortire non è illegale in Ungheria, ma il percorso che la paziente deve affrontare è lungo. Prevede 2 colloqui obbligatori con i servizi sociali, nei quali spesso gli operatori, dice Cristina, colpevolizzano la donna e non sono rari casi di emigrazione sanitaria. Vogliamo promuovere un cambio radicale nella società, in modo che il governo sia spinto a creare un percorso sicuro e garantito alle donne che vogliono abortire. Diversamente lo faranno comunque, ma in modo meno sicuro, spesso pericoloso, con metodi casalinghi. Passeggiando per le strade della capitale interpelliamo le persone che incontriamo, donne, giovani uomini, chiunque accetti di confrontarsi con noi su un tema tanto delicato. È una cosa brutta, non è giusto che il governo decida sulla vita dei cittadini. Io sono troppo giovane, forse, ma penso che far ascoltare il cuore del feto non faccia cambiare idea alla donna. Io credo nella vita del bambino e della mamma. Entrambe sono importanti. Ad aprirci volentieri le porte del suo ambulatorio Balint Balázs, ginecologo antiabortista che lavora sia in ospedale che nelle strutture private, sempre più diffuse, ci dice lui stesso. Sono fiero, ci svela, di non aver mai praticato un aborto nella mia lunga carriera di ginecologo. Io lavoro ormai da più di 20 anni e mi è capitato più volte di parlare con pazienti che erano in difficoltà a proseguire nella propria gravidanza. Il mio compito però è stato quello di aiutarle, e se oggi ci sono molti bambini nati grazie proprio al fatto che ho speso tempo con queste donne, io sono molto contento. Il dottor Balázs non ha dubbi, l'ascolto del battito cardiaco prima dell'aborto è un atto doveroso. Certamente aiuta a cambiare idea, diamo una chance di vita al nascituro, perché se è vero che siamo chiamati a difendere i diritti del bambino, forse questo bambino vuole nascere. Le posizioni tra abortisti e antiabortisti come sempre non sono conciliabili, su una cosa però concordano, bisognerebbe lavorare di più sulla prevenzione. L'educazione sessuale a scuola è inesistente, dice Cristina, si fa una sola volta l'anno, dura 45 minuti e spesso a tenere la lezione è il docente di religione. Educazione sessuale nelle classi? Troppo poca, conferma il medico. Noi dovremmo fare molto di più rispetto all'educazione sessuale. Sfortunatamente non abbiamo un progetto dedicato, dipende dai docenti, dalla loro sensibilità. Ma non credo sia compito di noi ginecologi andare per le scuole. Ci sono altre figure professionali incaricate, educatori, insegnanti e genitori. Depends on the teachers, what they want or can teach for our children. Qui vi offriamo il borscht, la zuppa tipicamente ucraina a base di barbabietola. Questa settimana proponiamo anche la soljanka, la zuppa con i funghi, il goulash e per finire il sirniki, un dolce con la ricotta e poi lo strudel con le mele caramellate. Galina è fisioterapista ed ha una seconda laurea in economia. È fuggita da Lugansk in Ucraina e a Riga lavora nel ristorante Stockpot insieme ad altre 14 donne che hanno reso celebre la tipica cucina ucraina. Questo lavoro è molto importante per me perché mi riempie l'anima. In questa cucina siamo tutte madri, sole con i figli, siamo una famiglia. Il ristorante ci permette di continuare a lavorare e di non pensare a quello che sta succedendo in Ucraina.
Le zuppe di Stockpot sono conosciute in tutta Riga. L'idea è partita da Girz, che nella vita si occupa di informatica, ma che come tantissimi lettoni si è subito attivato per aiutare gli ucraini, con i quali i lettoni condividono il passato sovietico. La Lettonia, infatti, è tra i primi paesi in termini di aiuti all'Ucraina. Il business va bene, il locale è sempre pieno. Se la cucina italiana è al primo posto, quella ucraina è al secondo. Il progetto è nato in una settimana. Il mercoledì ho trovato la cuoca, venerdì abbiamo aperto e alle 16:30 c'era già una coda spaventosa. Non potevo crederci, stava accadendo veramente. Insegnanti, manager, ingegnere, impiegate sono diventate cuoche e cameriere. Nessuna, oltre a Tatiana, ne sapeva di cucina. Mio figlio è al fronte, posso parlare con lui una sola volta a settimana. Non può dirmi nulla, nemmeno dove si trova. Sono tantissime le donne ucraine che si sono rifugiate in Lettonia, dove tutti capiscono il russo e per questo è più facile trovare lavoro. I rifugiati, oltre 38.000 dall'inizio della guerra, hanno subito ricevuto la protezione internazionale, una casa, un lavoro e l'accesso al sistema scolastico. Anna è dentista, stava finendo un dottorato a Kharkov prima di arrivare a Riga con sua figlia quindicenne. Ora lavora in uno studio dentistico e sente il marito tutti i giorni. Mio marito è avvilito. Le nostre giornate cominciano e finiscono con un SMS. Sono vivo e sto bene. La Lettonia mi piace, sono rimasta veramente sorpresa per come mi hanno accolta e aiutata. All'inizio mia figlia era disperata, ma ora si è fatta tanti amici e forse anche un fidanzato. Dice che la Lettonia è la sua seconda casa, la nostra terra però è un'altra. Torneremo a casa quando l'Ucraina vincerà la guerra. Di sera il ristorante torna a riempirsi di gente e c'è anche chi porta gli aiuti come questi zaini militari. Qui si raccolgono soldi, generatori, vestiti e le donne portano la cucina di casa ai soldati ucraini che vengono curati negli ospedali di Riga e ai profughi che passano per la stazione degli autobus. Lavorare qui ci aiuta a tenerci su di morale e a guadagnare qualche soldo da mandare ai familiari rimasti in Ucraina e anche ai soldati che combattono per la nostra terra. Il lavoro per me è una seconda opportunità. Grazie Lettonia. Io sono Tish, sono una cantautrice e musicista, vivo a Gorizia e vengo dalla Repubblica Serba. Da piccola ho frequentato le scuole slovene e sono cresciuta parlando 3 lingue diverse. Quindi mi sono anche approcciata a 3 culture differenti e credo che questa sia stata una cosa molto importante per me per aprire la mia mente. C'è una cosa che non sai di me. Tish, cantautrice popolare tra i giovanissimi, è ambasciatrice del progetto Nova Gorica Gorizia Capitali Europee della Cultura 2025. Tish, al secolo Tiana Boric, rappresenta bene l'anima plurilinguistica dello spazio goriziano, una cultura che dovrebbe fiorire nel 2025, quando le 2 città, quella italiana e quella slovena, saranno insieme capitale europea della cultura. È la prima volta che una capitale europea della cultura è fra 2 paesi, tra Nova Gorica e Gorizia, e penso che quindi possa rappresentare il vero spirito europeo. Oltretutto l'avvicendarsi di molti eventi, anche nell'attesa del 2025, sta già comportando un aumento di flusso turistico in quell'area, ma in tutta la regione Friuli Venezia Giulia. Gorizia nel XX secolo ha subito le stragi della Grande Guerra e poi i 3 totalitarismi, fascismo, nazismo e comunismo. Anche la democrazia liberale, con la sua cultura nazionalista, qui non ha dato il meglio di sé. Ora si può voltare pagina. L'iniziativa per Go 2025 è partita dalla Slovenia ed è decisamente sostenuta dal premier Robert Golob, che è nato ed abita a Nova Gorica.
Il progetto è un volano per investimenti che arrivano dalla Slovenia, dalla regione Friuli Venezia Giulia e da Bruxelles. Per adesso più di 80 milioni di euro da investire a Gorizia, che ha poco più di 33.000 abitanti, mentre a Nova Gorica vivono 13.000 persone. Investimenti che servono per superare anni di stagnazione economica e demografica. Ad oggi sono già diversi milioni messi dalla regione, ma ricordo che ci sono anche le risorse messe dal GECT e dalla Slovenia, perché è un progetto condiviso, ma a questi si aggiungeranno, come dicevo, tutta una serie di eventi correlati che troveranno nuovi finanziamenti da parte di Regione Friuli Venezia Giulia, oltre alle opere infrastrutturali che già abbiamo finanziato e stiamo finanziando su Gorizia per ovviamente agevolare lo svolgersi della manifestazione. A questo si sommano tutte le risorse che metteremo anche per quanto riguarda i trasporti e quindi la capacità di raggiungere Gorizia in tempi rapidi. Gorazd Božić, il direttore della Fondazione Go 2025, rimarca come tutti i progetti che saranno realizzati dovranno essere ecologicamente sostenibili. No Time to Waste è il nostro progetto portante per tutta la manifestazione. Vogliamo costruire infrastrutture e creare manifestazioni che possano essere sostenibili dal punto di vista ecologico. La sostenibilità ambientale, anche nel lungo periodo, è un nostro dovere, con l'obiettivo di creare, anche attraverso l'attività culturale, la possibilità di vivere in un mondo migliore. A coordinare le attività riguardanti le infrastrutture il GECT, il gruppo europeo di collaborazione territoriale di Gorizia e Nova Gorica. Abbiamo dimostrato all'Europa che le ferite anche di un conflitto doloroso come quello che noi abbiamo dovuto subire possono essere risanate e si può vivere assieme meglio che vivere da soli. Far percepire che il senso di Europa sta proprio nelle nostre terre, in quelle terre che hanno potuto condividere anche sofferenze, ma condividono cultura, si incontrano culture diverse e possono veramente diventare un modello continentale. Gorizia e Nova Gorica unite in una nuova dimensione europea. Go borderless! November the 20th, 2 soldiers. November the 21st, Suo padre era un cecchino, non di quelli che dalle montagne sparavano sui civili. A Sarajevo c'erano i controcecchini che cercavano di fermarli. Anni dopo Adela trovò il diario dove lui annotava il numero di soldati uccisi, fino a quando un cecchino uccise lui sparandogli nell'occhio. C'è la mia mano che traccia un cerchio rosso e sfuma nell'unica foto che ho di mio padre a 33 anni, con il suo fucile da cecchino. È stata scattata alcuni mesi prima che fosse ucciso, quando faceva parte dell'unità anti-cecchini dell'esercito bosniaco. Lui aveva ucciso un cecchino, un serbo, di quelli che ci assediavano, poi un altro di loro lo ha colpito, sparandogli nell'occhio destro. Le video installazioni di Adela Jušić sono fortemente definite dall'autobiografia, quella di una bambina durante l'assedio di Sarajevo. Le mie non sono opere rivolte contro un'altra etnia, spiega, sono contro la guerra. Opere personali, intime, come a chi serve il drnč, un solvente per pulire le armi che suo padre le aveva insegnato a usare. Era un rito molto speciale. Quando tornava dal fronte mi dava il suo fucile e io lo smontavo, pulivo, rimontavo. Adesso sembrano cose completamente folli. Allora non lo erano. L'idea del video è mostrare la follia in cui siamo cresciuti e il rapporto con i nostri genitori soldati. Oggi Adela è una delle fondatrici di Crvena, un'associazione femminista di Sarajevo che ha realizzato un grande archivio digitale sul ruolo delle donne bosniache e jugoslave nella Seconda Guerra Mondiale. La lotta contro il fascismo, spiega, non era finita dopo la lotta contro il fascismo. È stata una naturale continuazione del mio lavoro sulla guerra. In Jugoslavia le donne sono entrate nella sfera pubblica solo con la mobilitazione nella Seconda Guerra Mondiale. Fino ad allora non avevano diritti politici, non andavano a scuola, specie le donne musulmane. Erano chiuse nella sfera domestica come mogli, madri o badanti. La svolta avvenne, purtroppo o per fortuna,
con la guerra. Ma le opere di Adela Jusic, fotografie, collage, installazioni, sono sempre segnate dall'intreccio fra memoria pubblica e privata, dimostrando la forza del lavoro autobiografico, come nella serie Memory Lane, in cui mostra 4 fotografie. Perché quando la mia casa è stata incendiata all'inizio della guerra, siamo riusciti a salvare solo 4 fotografie della mia famiglia. Una era quella di mio padre, che uso nel video, il cecchino. Questa è la seconda, dei miei nonni, che uso in un lavoro concettuale, La strada della memoria, nel quale chiedo a mia sorella, più giovane di me, cosa sa di queste fotografie. Lei che praticamente non ha neppure conosciuto suo padre. Così anche la sorella diviene parte dell'opera familiare, lei che ha preso una strada così diversa da Adela, arruolandosi nelle forze speciali. L'installazione Il fuciliere è pronto la mostra durante un addestramento. Ma per Adela il rapporto con la guerra e con la memoria della guerra resta complicato. In un video con Lana Chmaichanin dichiara di non volerne più parlare, ma il paradosso è che non è possibile non parlare della guerra nella Bosnia del dopoguerra, dominata da partiti nazionalisti e in una Europa di nuovo in guerra. Il messaggio che vorrei rivolgere agli ucraini, dice, è di non perdere la speranza. Durante l'assedio ci teneva in vita il pensiero che un giorno l'assedio sarebbe finito. Dopo 3 anni avevamo perso la speranza, ma non del tutto. L'unica cosa che mi sento di dire ora è che spero che finisca.